Buongiorno carissime amiche, carissimi amici di RPL, un cordiale buongiorno da Antonio Berna, buon martedì. Vi ricordo il solito numero per intervenire in diretta, che è lo 0266 20 35 29, poi vi ricordo il numero per mandarci sms, numero WhatsApp, che è il 346 64 277 56. Saluto Giulio Carnelli al di là del vetro, buongiorno Giulio, e saluto in collegamento telefonico con noi, come ogni martedì a quest'ora, Alessandra Locatelli, amica di RPL, deputata della Lega e vice sindaco di Como. Ciao Alessandra. Grazie Antonio, ciao, buongiorno a tutti, grazie. Grazie mille come al solito a te. Allora Alessandra, sei sicuramente a Roma, oggi cosa c'è in programma? Sia nella commissione? Sì, allora, oggi è una giornata abbastanza intensa perché abbiamo più commissioni, io ho anche un comitato e delle commissioni riunite, parleremo di salute mentale, ci saranno delle audizioni per quanto riguarda le politiche sanitarie integrative, ci sarà il tema sempre molto importante e delicato dell'eutanasia, e poi ci sarà un pezzettino che passa anche da noi per quanto riguarda lo sblocca cantieri, che oggi andrà in aula alle 4. Benissimo, quindi insomma si inizia una settimana intensa, giusto? Sì, assolutamente intensa, assolutamente, sì. Allora, ma siamo pieni di energie. Benissimo, e questo è importante. Il governo va avanti, anche questo è importante. Ieri sera c'è stato un vertice a Palazzo Chigi tra il Premier Conte e i vice Premier. Non so se hai letto un po' di che cosa si è trattato, quali sono stati gli argomenti di questo vertice serale di ieri, Alessandra. Ma sì, sicuramente ci sono stati dei chiarimenti per cui, per esempio, tra Salvini e Di Maio si sono un po' ricontrattate quelle che sono le priorità da portare avanti, e anche Conte ha partecipato e partecipa a questi incontri perché sicuramente il periodo della campagna elettorale per noi portato a grandiosi risultati, però qui ha rallentato di non poco i lavori con degli inasprimenti e delle tensioni. Adesso si va verso un periodo di distensione. Per Conte è importantissimo chiarire la nostra posizione anche nei confronti dell'Europa, e importante anche mantenere un equilibrio per quelle che sono le politiche che dobbiamo portare avanti in questo mandato e secondo il contratto di governo. La Lega continua a ribadire anche attraverso Salvini che dobbiamo lavorare. Sicuramente oggi dovrebbe andare in Consiglio dei Ministri il decreto sicurezza 2, che era stato bloccato proprio da Conte prima poco prima della campagna elettorale. Ecco, quindi importanti novità, notizie positive. Alessandra, abbiamo una telefonata, sentiamo subito chi è in linea. Pronto, buongiorno. Buongiorno, mi scusi, volevo parlare con la dottoressa Locatelli. La sente benissimo, la sente, prego. Ecco, benissimo, buongiorno. Senta, io volevo chiedere, visto con l'opportunità del Ministero della Salute, se non ho capito male, comunque Commissione Sanità, di chiedere questa cosa in specifico. Cioè ho una persona vicino a me che appunto ha dei problemi di tumore e per motivi suoi appunto è imbattuta in questa faccenda. Non c'è in Italia ancora la possibilità di fare l'immunoterapia, cosa che in tutta Europa è già avviata. Come che cosa sta facendo questo governo per questa cosa? Ci sono Milano e altre 2 zone in Italia dove c'è un paio di mesi di attesa o 3, è una cosa un po', non c'è il protocollo o qualcosa del genere. Io adesso sto dicendo forse una sciocchezza perché non sono dentro nella medicina, però ho visto che ha avuto questa difficoltà e quindi ho piacere di portarla direttamente a chi può interessarsene. La ringrazio, buona giornata. Grazie mille a lei signora. Alessandra. Grazie. Ringraziamo la signora che invece ha fatto benissimo a toccare questi temi che sono sempre delicati, e dato che io sono per l'aiuto e il sostegno alla vita sempre e fino alla fine, ci tengo anche a dire che in effetti a volte la carenza di terapie anche
a buon mercato, diciamo, che avvicinabili da tutti, è ancora magari un obiettivo che dobbiamo cercare di raggiungere il più possibile. Il fatto di portare all'attenzione anche mia questa difficoltà, ha fatto benissimo la signora, perché sicuramente mi posso informare meglio per cercare di capire di preciso a cosa si riferisca, perché poi le terapie, soprattutto per i malati di tumore, sono tantissime, quindi magari cercherei di capire meglio a cosa si riferisce, in modo che possiamo anche fare magari qualche approfondimento. Naturalmente le liste d'attesa sono ancora un problema, nonostante alcuni provvedimenti siano stati intrapresi, e alcune regioni, devo dire anche la Lombardia, è tra le migliori nella cercare di far applicare ai vari ospedali, però gli ospedali hanno un sovraccarico, e di questi tempi devo dire che anche il fatto di non trovare sempre gli specialisti in numero sufficiente può essere difficile, insomma, per tutti i malati, e quindi è un tema che coinvolge tantissimo e che mi rendo conto che deve sempre essere al centro della nostra politica e delle nostre attenzioni. Cercheremo di approfondire. Ringraziamo la signora. Ringraziamo infatti di nuovo la signora. Ripeto il numero, che è lo 0266 20 35 29, per fare domande alla nostra Alessandra. Allora Alessandra, con te poi vorrei commentare, insomma. Allora recuperiamo la linea, perché ci ha abbandonato, o meglio è caduta la linea. Nel frattempo che recuperiamo la linea con Alessandra, guardiamo un'ultima notizia, purtroppo una notizia di cronaca. C'è stato uno schianto in auto sulla A21, muoiono i genitori salvo il bimbo di 6 mesi. Anche un'altra notizia di cronaca: esplode il portellone di un camion, un vigile del fuoco muore nel Tarantino. Abbiamo recuperato la linea con Alessandra. Alessandra. Sì, ci sono. Ecco. Ho sentito che stavate parlando di qualche notizia, insomma, qualche tragedia. Volevo aggiungere, se posso, perché è stata abbastanza toccante purtroppo la tragedia che è successa a Como. Un ragazzo di 15 anni si è buttato nel lago insieme a degli amici e purtroppo non sapeva nemmeno nuotare, e ha superato anche delle barriere che con i cartelli eccetera, e per tutta la città, insomma, è stata era residente in un paese vicino a Como, ma ovviamente, come potete immaginare, è stato drammatico. Questo per ricollegarmi al fatto che tanti drammi, tante tragedie purtroppo sono incontrollabili, però bisogna stare vicino ai nostri giovani, ai nostri ragazzi. Hai ragione. Senti Alessandra, ti chiedevo, commentiamo un po' i risultati di queste elezioni amministrative, no? Hai sentito la Ferrara, no? Una vittoria storica della Lega, del centrodestra, dopo anni, come ti spieghi, insomma, questo fatto? Ma assolutamente, dopo la vittoria, insomma, anche strabiliante di tante regioni che con il Piemonte, che è stata l'8ª tolta al centro-sinistra e portate, insomma, sotto diretto controllo delle politiche della Lega, questi sono altri successi che si sommano. Vuol dire che questi anni hanno stancato sicuramente la popolazione. Sono state politiche, io voglio dire, quelle del centro-sinistra degli ultimi anni, che hanno affaticato la gente, hanno proprio portato le persone a dover convivere in un modo sbagliato, con delle imposizioni, soprattutto, come sappiamo benissimo, quelle di un'accoglienza sregolata e che ha penalizzato tutti i cittadini, ma che poi si sono anche ovviamente riversate sul piano economico per le famiglie, quindi doppiamente penalizzando i nostri cittadini. Quindi sicuramente la conquista storica di città capoluogo come Ferrara, Forlì, che si unisce poi ad altre città che erano del centro-sinistra come Biella. Io mi ricordo, mi sono segnata per esempio anche Potenza come primo capoluogo del sud espresso dalla Lega, e poi c'è, in Piemonte ce ne sono altre, ma sicuramente possiamo dire che adesso in Lombardia siamo passati da 80 a 130 sindaci, 100 nuovi consiglieri in campagna, 3.000 consiglieri neoeletti in tutto il paese. Insomma, voglio dire, un esercito tra virgolette buono, naturalmente, di pace, che però desidera lottare per i propri cittadini. Questo secondo me è lo stimolo più grande ad andare avanti, riportare al centro i cittadini e le famiglie, e il lavoro, l'occupazione, perché sono sicura che tante persone che ci ascoltano
o sono oberate dalle tasse, Sì. o fanno fatica per se stessi e per i figli per trovare occupazione e lavoro, e fino a un anno fa, le politiche del centro-sinistra hanno vessato proprio noi, i cittadini italiani. Certo. Senti Alessandra, c'è stato un caso, no? Il caso Reality, si tratta di una trasmissione, no? Sulla quale c'è un'istruttoria della RAI, ci sono state delle parole indegne su Falcone e Borsellino. Che cosa è successo, insomma? Sì, ho sentito, è stato veramente imbarazzante secondo me, perché questo personaggio che si tratta di un cantante neomelodico, ho letto, un ragazzo siciliano molto giovane, e questo la dice lunga su quello che i nostri ragazzi anche possono apprendere, possono imparare. Ha fatto durante il corso di questo spettacolo, ha fatto una considerazione su Falcone e Borsellino che andava praticamente a lasciare intendere che si sono cercati un po' quello che gli è capitato con la loro tragica fine, ma con la loro importante vita dedicata alla lotta contro la mafia. Sì. Insomma, questo tipo di passaggio è stato ovviamente censurato, diciamo, e stigmatizzato, direi, dal Consiglio della RAI, dal Presidente, che ha fatto insomma delle dichiarazioni, e penso un po' da tutti. E la mia riflessione però è sempre anche quella che molto spesso la televisione, se non è ben controllata, trasmette dei messaggi anche ai nostri ragazzi che magari arrivano prima della lezione che leggiamo a scuola. Ecco, quindi sicuramente ci sono da fare delle riflessioni importanti. Ricordiamo che invece Falcone e Borsellino hanno dedicato la loro vita alla lotta contro la mafia, che c'è ancora, che si trasforma, è presente non solo al sud ma anche nelle nostre città, e ha dei meccanismi subdoli e ai quali tutti dobbiamo essere preparati e attenti, perché ogni gesto, anche il più semplice, deve essere un gesto trasparente, un gesto corretto nei confronti degli altri. Sì. Chiarissimo. Alessandra, una parola, un tuo giudizio sui mini bot, no? Si sta parlando in questi ultimi giorni di mini bot, cosa sono, e tu come la pensi? Ma intanto saluto l'amico e collega Claudio Borghi, che ovviamente ne parla quotidianamente e molto meglio di me potrebbe descrivere l'esistenza, la futura esistenza e il funzionamento. C'è tanta discussione perché si vorrebbe farli diventare uno strumento per pagare in parte anche i debiti della pubblica amministrazione, che come sappiamo è molto indietro nei pagamenti, soprattutto delle aziende, e insomma questo penalizza di molto i settori, insomma soprattutto edili, dell'industria e chi ha dei rapporti diretti con la pubblica amministrazione. Questa idea semplicemente sarebbe quella di stampare dei pezzi di carta, perché dire banconote non sarebbe corretto, perché sappiamo che non si tratta di una moneta parallela, però che potrebbe essere usata dallo Stato per pagare i propri debiti e quindi reinvestita da chi li riceve per pagare le imposte e i servizi che lo Stato eroga. Quindi una cosa assolutamente molto semplice, che però crea molto scompiglio, perché ovviamente le novità vengono lette insomma con un po' di ansia, no? Da tutte le parti. Adesso vedremo cosa succederà. Sicuramente noi abbiamo dei sostenitori di questo tipo di misura, perché potrebbe portare insomma un miglioramento dell'attuale situazione. So che Salvini e Di Maio premono perché o si introduca questo o comunque ci siano delle altre soluzioni, e che invece il Presidente Conte è un po' più scettico, ma io spero che in qualche modo si possa anche tentare, perché voglio dire, fino adesso non è che abbiamo avuto una condizione florida e il debito lo dimostra, quindi penso che anche provare a mettere in pratica questo tipo di nuovi strumenti possa essere funzionale. Senti Alessandra, siamo in estate, parliamo un po' degli eventi che ci sono a Como in estate. Che eventi avete organizzato? Ma allora, adesso questa settimana si è appena svolta la parada, che è la parada Pertucci. Sono tanti ragazzi
ragazzi che si uniscono e nel corso di alcuni mesi fanno dei laboratori culturali, di spettacolo, di fotografia, di costume, di ballo, eccetera. E per quest'anno gli ho fatto anche introdurre, visto che hanno collaborato direttamente con il mio assessorato, anche il corso di dialetto. Quindi è stata una nuova esperienza per loro, ma che ha coinvolto tante persone. È stata una bella giornata e si è conclusa anche con una serata musicale ai Giardini a Lago in collaborazione con una radio che è la radio, Ciao Como Radio, e che quindi è stato un grande evento musicale. Poi ci sono una serie di eventi dove praticamente tanti gruppi che fanno arte, fanno spettacolo, possono aderire alla pubblicazione del comune e in diversi punti della città esibirsi, e quindi direttamente a contatto con i turisti, che sono tantissimi in questi mesi, e con anche i cittadini e il pubblico che passa, e quindi è una cosa molto coinvolgente. Perfetto. Allora Alessandra, come al solito, grazie mille per essere stata qui con noi questo venerdì mattina, martedì mattina, così come ogni martedì. Ti auguro buona giornata e buon lavoro. Grazie a te Antonio, un bacio a tutti, avanti tutta, grazie mille ad Alessandra Locatelli, deputata della Lega. Adesso in collegamento telefonico con noi abbiamo il senatore di Fratelli d'Italia, Adolfo Urso. Buongiorno senatore. Buongiorno a lei e a tutti gli ascoltatori di Padania. Grazie mille per aver accettato il nostro invito. Non so se è la prima volta per lei qui in radio? Da diversi anni sì. Ecco, benissimo. Allora io la ripresento molto velocemente. Lei è il presidente di Fare Futuro, è membro della terza commissione permanente al Senato Affari Esteri e Migrazione, anche il vicepresidente del Comitato parlamentare per la sicurezza della Repubblica. Tutto giusto, vero? Sì. Allora, senatore, oggi so che c'è in programma alla Camera proprio un convegno dove lei presenterà il DDL per il sostegno al settore turismo, giusto? Ci può spiegare di che proposta si tratta? Guardi, per la verità abbiamo appena concluso la conferenza stampa di presentazione insieme all'amico collega Zucconi della Camera, in cui abbiamo illustrato la proposta di legge che i due gruppi parlamentari, primo firmatario al Senato, Zucconi alla Camera, Fratelli d'Italia, abbiamo presentato qualche giorno fa. Per fare cosa? Per rispondere, ed è una coincidenza perché non lo sapevamo, del servizio di report di ieri sera. Ieri sera Report accusa il Parlamento italiano di nascondere la testa o di girare il volto di fronte ai giganti del web. E noi abbiamo appena depositato la proposta di legge che invece non nasconde affatto la testa sotto la sabbia come fanno gli struzzi, ma affronta a viso aperto i giganti del web, aumentando la tax web dal 3 al 6%, tra parentesi, la tax web non è ancora attuativa perché il governo dopo 6 mesi non ha ancora fatto i decreti attuativi. Ma noi la aumentiamo per legge dal 3 al 6% per destinare l'1% al potenziamento del portale italia.it e soprattutto alla sezione che vorremmo che si dedicasse nel portale del sito della disputa del commercio con l'estero di servizi di intermediazione per quanto riguarda le aziende turistiche alberghiere, insomma, per fare concorrenza ai giganti del web. Ma oltre a questo, ed è la cosa più importante, ieri il report definiva i giganti del web che operano in Italia dei vampiri. Noi tagliamo i denti a questi vampiri perché poniamo nella legge un tetto alla commissione che essi possono realizzare sul territorio italiano pari al massimo al 12% per i servizi che offrono. Oggi i vampiri del web realizzano dei guadagni per le commissioni che arrivano al 25% per le piccole e medie imprese che non hanno capacità contrattuale con loro. Qualche volta per le grandi imprese turistiche alberghiere possono strappare qualcosa in meno, 15, 16 a 7%. Lei si rende conto che pagare il 25% per i servizi di booking è loro definiscono
succhiare il sangue all'impresa come fanno i vampiri. Certo. Noi tagliamo i denti a questi vampiri, non più del 12%, in Italia basta. Benissimo, è stato molto chiaro. Senatore, lei in un post su Facebook ha scritto: cercasi ministro dello sviluppo e del lavoro. Cosa non le piace della politica del vice premier Di Maio e cosa ha bisogno l'economia italiana oggi? Guardi, le pongo un esempio. Sì. Oggi esce la notizia che il ministro delle finanze francese e il ministro dell'economia giapponese, quindi gli stati e i governi di Francia e Giappone, si sono incontrati per decidere le sorti di FCA. Cioè si incontrano e decidono le sorti dell'azienda automobilistica più importante del nostro paese, una delle più importanti nel mondo, che ha fatto un'offerta a Renault e di conseguenza a Nissan. I ministri dell'economia e delle finanze del Giappone, che chiede delle garanzie alla Francia sulla quota azionaria che Renault ha di Nissan, e la Francia che a sua volta chiede garanzia alla ex Fiat, oggi FCA, per quanto riguarda l'eventuale fusione con la Renault. E il ministro dell'economia, o meglio il ministro dello sviluppo economico italiano, che è anche il ministro del lavoro, dovrebbe difendere i lavoratori italiani, le produzioni in Italia, dov'è? Certo. E volevo chiederle, lei oggi ha una giornata molto intensa, so che tra poco deve lasciarci. Alle 15 sarà ad un convegno sulla politica marittima. Cosa significa politica marittima, le chiedo? Ormai un paese come l'Italia deve guardare e investire all'economia blu. Lo fanno, cioè l'economia del mare, lo fanno anche altri paesi. In Italia si è molto disattenti. Quando manca una politica industriale parlo anche dell'industria del mare. Perché disattenti? Perché si dovrebbe fare? Perché l'economia del mare oggi è sicuramente l'economia portuale e logistica. Quando si parla di via della seta marittima si parla di questo, ma l'economia del mare è anche l'acquacoltura, ma l'economia del mare sono anche le trivelle, ma anche l'economia del mare, quindi l'energia che sta sotto il mare, ma anche l'economia del mare, tutte le materie prime che oggi sono sotto il Mediterraneo e che altri paesi si appropriano e noi no. Economia del mare e l'economia turistica per riguardo l'Italia, cioè c'è un'economia del mare che tra l'altro è in forte crescita in tutto il mondo, tanto più lo deve essere per l'Italia, ma manca per esempio in Italia un Ministero del Mare. E noi abbiamo chiesto che sia istituito un Ministero del Mare, come esiste in altri paesi, comunque un'autorità politica che possa coordinare la logistica, i trasporti marittimi. La gran parte delle merci in Italia giunge e parte attraverso il mare, così come l'energia che viene prodotta in mare, così come l'acquacoltura, la pesca e tutto quello che ruota intorno al mare, tanto più per l'Italia che è il paese che è circondato più di altri del mare, e in questo caso parliamo del mare Mediterraneo. Noi abbiamo bisogno di una politica marittima, abbiamo bisogno di valorizzare l'industria del mare. Certo, poi oggi ci sarà l'informativa del ministro Tria al Senato, è previsto anche un suo intervento, leggo qui dalla sua pagina Facebook. Su che cosa verterà il suo intervento? Noi quella è un'informativa, quindi parlerò dopo le comunicazioni del ministro Tria, che ci dovrà dire come l'Italia risponderà alla lettera della Commissione europea. Io chiederò che la risposta debba essere ferma, ma nel contempo va prospettata una politica economica, perché io posso anche chiedere all'Europa, lo hanno fatto anche altri paesi, lo hanno ottenuto, di sforare il rapporto deficit-PIL. Io credo che si debba sforare il rapporto, questo vincolo del 3%, ma presentando contemporaneamente una politica delle riforme e dello sviluppo che dimostri come le risorse impiegate lo siano davvero in investimenti, nella riduzione delle tasse, cioè nello sviluppo e quindi nel lavoro, che consentono al Paese di riprendere la strada della crescita. È paradossale che noi chiediamo di sforare i vincoli europei quando il Paese ormai è in stagnazione, si avvia a diventare recessione. I dati di ieri sulla produzione industriale crollata nel nostro Paese e sui consumi che diminuiscono malgrado i redditi di cittadinanza ci dicono che questa politica economica va assolutamente cambiata, perché la rotta è profondamente sbagliata. Benissimo, allora senatore, io la ringrazio per essere stato qui con noi, spero di risentirla prossimamente in radio. Buon lavoro e buon proseguimento di giornata. Grazie a voi tutti, buon lavoro a voi. Grazie mille al senatore di Fratelli d'Italia Adolfo Urso. Adesso andiamo in pausa pubblicitaria e ci risentiamo tra pochissimo.
Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? Grazie da tutta la squadra. Grazie Italia. Useremo bene la vostra fiducia. Primo partito in Italia, si cambia in Europa. Grazie da tutta la squadra. «2019! Ma chi ha parlato? Sono io, la Digital Radio, quella del sistema DAB+, e sono strafelice perché dall'anno prossimo sarò ufficialmente in tutte le auto! È ora di vivere la magia della Digital Radio. Se stai pensando di comprare una nuova auto, pretendila con il sistema DAB+, il suono perfetto. Dal 2019 in tutte le auto nuove. Dibidi dobidi DAB. Anche Radio Padania è in Digital Radio. Ciao Ruspa, come butta? Guarda che sei in onda. Donare il 2 per 1000 alla Lega è importante per i progetti di Matteo Salvini? Sì, la gente lo sa. Sa pure che D43 è il codice da scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Sì, D43, lo sa. E che se lo dici al suo commercialista fa tutto lui. No, Ruspa, questa non possiamo dirla in radio. D43 è una sigla importante. Serve a dare più forza ai progetti che Matteo Salvini vuole realizzare. Quest'anno il 2 per 1000 donalo alla Lega di Matteo Salvini. Dillo al tuo commercialista. Donare il 2 per 1000 alla Lega è un'ottima azione. www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Rieccoci carissimi amici di RPL, vi ricordo il numero per intervenire in diretta che è lo 0266 20 35 29 per fare domande anche al nostro prossimo ospite che è Flavio Di Muro, deputato della Lega. Ciao Flavio, buongiorno. Ciao, buongiorno a tutti. Allora Flavio, raccontaci un po' delle novità sul decreto crescita, no? Che emendamenti sono stati inseriti in questo decreto? Ma è un decreto complesso che è all'esame della Camera, così come è arrivato adesso dal Senato il decreto sblocca cantieri. Sono due bei tomi che, se avete il piacere come me di avere tra le mani, vi fanno i muscoli proprio dell'avambraccio, perché ci sono tutta una serie di norme che erano previste nella sua prima fase, poi ci sono nuovi emendamenti. L'ultimo tema di discussione, mi pare di capire, sul decreto crescita è quello del Salva Roma, tanto chiesto dai nostri alleati di governo, tema peraltro che da decenni che se ne parla, però l'azione della Lega, l'azione di Matteo Salvini ha portato anche una sfera di attenzione nuova a tutti i comuni italiani. Sia quelli in dissesto sia quelli in predissesto, ma comunque tutti i comuni. Per fare un esempio su tutti, non si parla mai del comune di Alessandria, peraltro a guida di un sindaco leghista che per problemi non suoi si è ritrovato, quindi a causa di precedenti amministrazioni non a guida Lega, si è ritrovato un comune in dissesto, con problemi di spesa, con problemi sul pagamento del personale, quindi un comune ingessato. Non c'è solo Roma, certo Roma ha delle complessità tutte sue, si trova a ospitare oltre ai turisti anche tutte le sedi delle ambasciate, le sedi delle istituzioni nazionali, ministeri e quant'altro, quindi deve avere sicuramente un'attenzione particolare. Ma non c'è solo Roma, c'è una bellissima Italia fatta di tante realtà anche piccole. Quindi oltre a salvarle dai problemi di bilancio, ci sono anche poi tutta una serie di norme, appunto. Stavo leggendo invece lo sblocca cantieri, dove si riconosce una vicinanza ai comuni in materia di gare
di opere pubbliche, di affidamento dei lavori, ma anche dei contributi economici che fanno seguito a quelli che erano già stati previsti, ad esempio sempre dal ministro Salvini per la sicurezza di strade e di scuole, quindi si va anche nella direzione dell'aiuto economico per nuovi investimenti per tutti i comuni italiani. Benissimo, quindi insomma ti stai studiando, ecco, si può dire? Non si smette mai, ci sono sempre provvedimenti, poi uno cerca anche di proporre emendamenti, di analizzare, di dare dei suggerimenti al governo, quindi siamo in piena attività legislativa. Senti Flavio, oggi ci dovrebbe essere il Consiglio dei Ministri con il decreto sicurezza bis o no? Sì, questo è previsto, mi pare di aver letto delle dichiarazioni di vari ministri che hanno annunciato appunto la volontà finalmente di votare questo decreto sicurezza bis. Come sapete è pronto sulla scrivania del Consiglio dei Ministri da almeno un mese, poi c'è stata la pausa elettorale o la volontà di non rendere un decreto emergenziale di urgenza e di interesse della sicurezza dello Stato come materia del contendere della diatriba elettorale, quindi adesso i tempi credo che per tutti siano maturi per poterlo approvare già nel Consiglio dei Ministri di oggi. Ecco, senti, per quanto riguarda invece la procedura di infrazione della Commissione europea nei confronti dell'Italia, oggi ci sarà il ministro Tria che parlerà al Senato. Di Maio dice poco fa: non credo che l'Europa andrà fino in fondo. Per risolvere questa situazione che cosa si fa secondo te? Ma allora intanto bisogna vedere se verrà notificata, come, quando e perché. La procedura di infrazione prevede anche tutto un rapporto di discussione tra le parti, quindi non è un provvedimento sanzionatorio che viene dato all'Italia e che deve quindi prima ci sarà una richiesta di chiarimenti e il ministro Tria risponderà, appunto, sentite le Camere, a questi chiarimenti. Io sono convinto che non si arriverà a una sanzione, che verranno spiegate le buone azioni del governo, verranno spiegati che i provvedimenti approvati nell'ultimo anno vanno nella direzione della crescita e dell'occupazione e che magari c'è stata un'iniziale spesa pubblica ma che verrà riassorbita da maggiore occupazione. Ecco, benissimo. Senti, oggi che c'è in programma nella tua Commissione Giustizia, Politiche dell'Unione Europea e anche alla Camera? Siamo tutti bloccati, come dicevo all'inizio, sui pareri di competenza dello sblocca cantieri, che è stato approvato al Senato dopo un lungo lavoro parlamentare. Adesso le commissioni danno i loro pareri e poi andrà probabilmente già stasera in aula alla Camera. Un decreto importantissimo che va nella direzione di sbloccare importanti opere pubbliche e strategiche, pensiamo a quelle infrastrutturali, anche con delle nomine di commissari su partite che erano morte da tempo. C'è un'attenzione alle imprese, c'è la discussione dei mini bot che si sta facendo anche in questo periodo, cosa riguardano, ovvero qual è l'obiettivo finale, poi uno li può chiamare come vuole, però si tratta di andare ad aiutare quelle imprese che sono creditrici nel confronto della pubblica amministrazione a recuperare quei crediti che magari sono necessari per arrivare alla fine del mese, non chiudere baracche e lasciare a casa dei dipendenti. E anche su questo si sta discutendo nell'ambito di questo decreto. E poi, come dicevo, ci sono tante altre norme, alcune speciali sulla ricostruzione post-sismica, piuttosto che sui raccordi ferroviari che hanno dei problemi importanti, e tutta una serie di attività, sia su appunto la materia di gare e contratti, ma anche di incentivi che riguardano i comuni. Ecco, diciamo che quando si parla, si inizia a intravedere una crescita economica, questa è dovuta già a delle scelte dell'ultimo anno di sblocco di investimenti. Quindi l'idea del governo è che con lo sblocca cantieri sbloccheremo tanto, ma non bisogna leggerlo solo nelle grandi opere, ma in tutta un'economia che riparte,
perché i comuni, gli enti pubblici e le imprese torneranno a lavorare di più e lavoreranno meglio. Certo. Senti Flavio, c'è una notizia che riguarda Riace. Mimmo Lucano resta in esilio, c'è un nuovo no alla revoca del divieto di dimora. Tu che ne pensi di tutta questa storia qui? Ma non è una storia che ho seguito con particolare attenzione, perché da Ventimiglia a Riace passano migliaia di chilometri, quindi ho già i miei problemi di immigrazione a Ventimiglia, figuriamoci se vado a vedere il comune di Riace. Però mi pare che il sindaco, l'ex sindaco, perché mi pare non sia neanche entrato in consiglio comunale come opposizione all'ultima tornata elettorale, voglia enfatizzare quello che è il sistema di accoglienza dei migranti, quello che sono le norme in materia di immigrazione e sicurezza, per farsi un po' una visibilità politica. Certo che questo va a cozzare con anche delle precise disposizioni in materia di giustizia, e quindi a volte si vuole magari esagerare con la proposta politico-amministrativa e si rischia poi di fare qualcosa magari a insaputa di illecito, e quindi io credo che la giustizia debba fare il suo corso. Noi la rispettiamo sempre, pur essendo di fondo garantisti. Abbiamo visto anche vicende che hanno riguardato casa nostra, però se uno ha sbagliato è giusto che debba pagare. Benissimo, allora Flavio, grazie mille per essere stato con noi oggi, martedì, ti ringraziamo e buona giornata e buon lavoro. Grazie a voi, buon studia lavoro. sempre. Grazie, buona giornata. Ciao, grazie mille a Flavio Di Muro, deputato della Lega. Guardiamo un'ultima ora il caso Whirlpool. Il vice premier Di Maio sul caso Whirlpool dice: oggi firmo la revoca degli incentivi. Il ministro dello sviluppo economico Di Maio ha annunciato che firmerà in giornata una direttiva ministeriale che revoca tutti gli incentivi a Whirlpool, dopo che l'azienda ha fatto sapere di aver intenzione di chiudere lo stabilimento di Napoli. L'azienda, spiega il ministro, non ha tenuto fede ai patti e si è rimangiata la parola dopo aver ottenuto circa 50 milioni di euro di incentivi statali dal 2014 ad oggi. Vediamo altre notizie che ci giungono dalle agenzie di stampa. Nel Brindisino, abusi dal 2009, violenze sessuali sulle 3 nipotine, arrestato un 71enne. Ancora a Riace, Mimmo Lucano resta in esilio, nuovo no alla revoca del divieto di dimora. Ecco, allora abbiamo in collegamento telefonico con noi, non sentivamo da tanto tempo, un amico di RPL, il deputato del Movimento 5 Stelle, Alberto Zolezzi. Ciao Alberto, buongiorno. Buongiorno a te e agli ascoltatori. Allora Alberto, ho appena letto una notizia che riguarda il caso Whirlpool. Il vice premier Di Maio ha appena detto che oggi firmerà la revoca degli incentivi. Certo. Ecco, ci puoi spiegare un po' che cosa significa e qual è la storia di questa azienda qui? Sì, diciamo che dal 2014 si è intrapreso un percorso di collaborazione importante con questa e altre aziende da parte anche dei precedenti governi, che poi è proseguita sotto il governo giallo-verde, il governo del cambiamento. In tutto pressappoco sono stati erogati circa 50 milioni di euro di aiuti a questa importante azienda, che è chiaro che è ancora importante e si spera di rientrare, però apparentemente in questa fase c'è uno scollamento con quella che è stata la collaborazione istituzionale dei governi, sottolineo plurale, e l'atteggiamento dell'azienda, che in questo momento purtroppo sta pensando di procedere verso i lavoratori in maniera non concordata con il governo, per cui è chiaro che questo è un filone, è un'azienda, però se si dà 50 milioni di euro a un soggetto che poi in qualche modo non rispetta i piani concordati, questo poi potrebbe fungere anche da esempio per altre realtà, per cui quello che vogliamo fare è dire: no, guarda, adesso noi abbiamo cercato di aiutare, se è concordato un piano industriale, un piano economico-finanziario che secondo noi, secondo il governo, poteva avere ben altra evoluzione, per cui adesso in base ai vari contratti che ci sono stati, si
si avvia una procedura per riprendersi indietro questi soldi, poi l'azienda chiaramente ha piena libertà di azione, però non è possibile che si diano cifre così importanti di aiuti sotto varie forme e che poi l'azienda faccia quello che vuole in termini di licenziamenti, di passaggio, insomma, a minor tutela di oltre 1.000 persone. Benissimo. Senti Alberto, tu fai parte della Commissione Ambiente, dalla tua pagina Facebook leggo che ci sarà un incontro che riguarda la legionella a Curtatone in provincia di, puoi ricordarcelo? Di Mantova. Mercoledì 12 giugno, dove si parlerà di legionella. Raccontaci un po', perché se non sbaglio l'anno scorso c'è stata una notizia che ha riguardato la legionella, tu ti ricordi? Certo, sì. L'anno scorso nell'Alto Mantovano, quindi nella parte nord della provincia di Mantova, la parte sud della provincia di Brescia, si è verificata l'epidemia che a livello mondiale è la più grave di questo tipo di polmonite, di cui buona parte dei germi trovati erano appunto legionella. 878 persone ospedalizzate, pare che un altro migliaio non ricorse insomma alle cure dell'ospedale, però sono un interesse di una popolazione molto importante, con cicatrici importanti. Io ho personalmente seguito casi di persone anche di 30 anni che sono ancora invalide, che non sono potute tornare al lavoro perché hanno delle cicatrici grosse come uova nei polmoni, perché non è solo una polmonite che invalida per 15 giorni, ma può dare appunto questa cicatrice. Oltre 10 persone sono morte e altri decessi sono in studio per capire se sono stati causati da questo agente patogeno. Insomma, è stato un caso che io personalmente non sono un grande comunicatore, ma quando sono andato a fare un incontro pubblico su questo tema ci fu una sala con 500 persone ad ascoltare a Carpenecolo, proprio perché ci sono state date troppo poche informazioni ai cittadini. Bene che a Curtatone ne parlino, male che ne parlino di mercoledì, perché a mercoledì parlamentari come me. Il giorno, come tu scrivi, centrale dell'attività parlamentare, mercoledì. Però bene che se ne parli, bisogna spiegare che non c'è solo la legionella nei rubinetti quando uno lascia tipo lo classico albergo chiuso 6 mesi nella stagione invernale e che si riapre e quindi si è ristagnato il germe, ma anche la pioggia, eventuali rifiuti, fanghi sparsi che magari contengono germi, può causare anche una contaminazione da germi. A Curtatone si è verificato recentemente un primo caso e quindi, visto che non c'era nessuna situazione tipo quella degli alberghi chiusi o altro, è giusto alzare l'attenzione su questo caso, senza creare allarmismi, ma spiegando che bisogna regolamentare gli spandimenti di fanghi e gesti di defecazione che, secondo la letteratura scientifica, non hanno nessuna sicurezza microbiologica, conservano i germi, conservano addirittura una forte resistenza agli antibiotici, e basta fare un limite di 300 metri dai centri abitati per limitare di molto i rischi anche per questo tipo di patologie. Alberto, scusami, volevo chiederti, ieri c'è stato il vertice tra il vice premier Di Maio, il vice premier Salvini e il premier Conte, e il governo va avanti. Sull'Europa, secondo te, come si gestirà un po' la situazione? Sì, credo che leggendo appunto le agenzie dell'uscita composta da Palazzo Chigi dei nostri vice premier Di Maio e Salvini sia l'atteggiamento di grande responsabilità. L'Europa va rispettata, l'Italia va rispettata. Il premier Conte e il ministro Tria condurranno questa delicata e importante trattativa con degli obiettivi molto precisi che sono assolutamente necessari, cioè non modificare le norme contenute nella legge di bilancio, quindi per quanto riguarda le pensioni, per il reddito di cittadinanza, per gli aiuti trovati dalle banche, e andare avanti chiedendo una riduzione di varie tasse. Questo è il rapporto che deve essere con l'Europa. Ci vuole anche correttezza e disciplina, perché poi chiamati ad affrontare le trattative sono appunto Conte e il ministro Tria, per cui ci vuole davvero una correttezza istituzionale, perché è una trattativa che è davvero importante per tutto il paese, per i cittadini e per le imprese, però saranno questi i punti basilari. Ricordiamoci anche che in questo periodo si inizia a parlare di nomine importanti nella Commissione europea, nomine di persone che poi saranno anche quelli che potranno aiutare a modificare alcune delle regole che hanno appesantito negli scorsi anni l'Italia con l'austerità, con uno scarso aiuto
alle imprese con dei pochi più di numeri che di sostanza, che però poi sono stati quelli che nella sostanza hanno impedito all'Italia di crescere, di avere un'occupazione dignitosa, cosa che finalmente si sta invertendo con l'aiuto del governo. Tutti i vari punti, la discussione dell'inserire nel deficit le spese, per esempio per la green economy, per le spese verdi, sono cose di cui si discuterà in maniera seria, anche perché mi risulta, leggendo anche la stampa internazionale, che anche altri paesi si stanno ponendo il tema, come per esempio le spese per il risparmio energetico degli edifici. In Italia abbiamo stimato, cioè ci sono degli indici che dicono 16 miliardi di euro spesi in esternalità sanitarie per le emissioni in atmosfera per riscaldare e raffrescare gli edifici, e tu mi impedisci, perché me li metti a deficit, di investire per risparmiare energia negli edifici. È un controsenso, perché dall'altro lato la stessa Commissione europea poi ci fa pagare perché abbiamo troppo emissioni in atmosfera. È un circolo vizioso che deve essere modificato, ripeto. Altre nazioni e anche la vittoria di alcuni gruppi verdi in Germania probabilmente porterà uno stimolo. Teniamo conto che l'edilizia da questo tipo di investimenti fuori dal deficit circa una decina di miliardi all'anno. L'edilizia potrebbe creare altri 150.000 posti di lavoro, secondo il CRESME, non secondo me, e quindi questo sarebbe davvero un respiro per l'impresa, per l'edilizia, per l'ambiente e per la salute. Senti Alberto, questi risultati ultimi delle elezioni amministrative, il Movimento 5 Stelle a Campobasso ha vinto. Tu come commenti insomma queste elezioni qui? Io penso che è chiaro, parliamoci chiaro, per noi non sono andate in maniera, per il Movimento 5 Stelle non sono andate in maniera eccezionale, ma quello che è positivo per il mio gruppo politico è la riflessione che si è avviata. La riflessione che vuol dire che non bisogna mai sedersi e dormire sugli allori, bisogna continuare a essere attivi, dobbiamo organizzarci meglio, e ci sono stati incontri anche la settimana scorsa. Di Maio ha incontrato i rappresentanti di 100 rappresentanti dei consigli comunali, ha incontrato i referenti dei consiglieri regionali. Ci vuole una riorganizzazione per essere più efficaci, più presenti nei territori, per ascoltarsi, per tirare fuori a livello tematico una visione di paese, quindi ci vogliono anche persone che costruiscono, cioè non può esistere un programma Camera, Senato, Regione, cioè ci deve essere un programma unico di visione che è quello che aiuta tutti e rinforza in termini anche comunicativi la possibilità di farsi capire sempre, attirare persone che devono fare attività e attivismo. Io mi sono fatto fotografare su Facebook mentre attaccavo una locandina delle elezioni europee per far vedere che l'attivismo ci vuole. Non posso pensare che perché ho preso il 32% allora alle elezioni politiche lo sempre bene. Bisogna mantenere attenzione. Noi crediamo molto nel nostro progetto come sempre più necessario l'attenzione all'ambiente, l'occupazione, togliere la povertà, però ci vuole un'attività, ci vuole appunto un minimo di struttura, qualche referente regionale, qualche referente tematico, e sarà quello che porterà anche a una maggiore integrazione sui territori, e si sperimenterà anche l'alleanza con qualche lista civica dall'anno prossimo in maniera più strutturata. Insomma. Perfetto. Questa mattina Alberto, il vice premier Di Maio, ha scritto sul blog delle Stelle: sul salario minimo non c'è più tempo da perdere, dobbiamo essere forti, ha scritto Di Maio, delle nostre convinzioni e pretendere più rispetto in Europa. Ma sul salario minimo volevo chiederti, ci puoi ricordare di che cosa si tratta? Sì, intanto è un discorso molto tecnico perché non riguarda in maniera omogenea qualsiasi tipo di professione. È in corso uno studio tecnico per capire a che cosa, quali sono le professioni più penalizzate, dov'è che c'è dove ci sono salari troppo bassi, salari da sfruttamento, da caporalato, che il caporalato non è solo quello in agricoltura dei braccianti agricoli, ormai c'è il caporalato sanitario, il caporalato culturale, guide turistiche, però stiamo facendo un'analisi anche tratta proprio dai vari referenti territoriali, dei vari settori, per capire di quanto si devono alzare un pochino gli stipendi minimi orari, e si sta arrivando a vedere che in realtà le coperture non sarebbero così difficili da trovare, proprio in termini anche di dignità, di spinta alla concorrenza e poi di ritorno di mercato.
L'economia è una valutazione a 360 gradi. Noi stiamo già vedendo nel primo mese di erogazione della cittadinanza si inizia a vedere un aumento di alcune spese per beni di prima necessità che a livello economico fanno bene perché abbiamo messo soldi nelle persone più indigenti che quindi iniziano ad entrare nell'economia reale, per cui le coperture vanno viste in questo senso. Il ragionamento tecnico, ripeto, di quale sarà la cifra, per quali settori, se ci saranno differenze, non è ancora terminato. Sì. Però è un ragionamento che, ripeto, sarà completo. Ricordo solo una cosa, non so se avete visto qualche articolo sulle persone stagionali della Riviera Romagnola. Si vedono stabilimenti che dicono: noi offrivamo ben 1.100 euro al mese per stare 12 ore a fare i bagnini da lunedì a domenica. Allora lì è uno dei casi di salario minimo assolutamente da caporalato, perché farsi 12 ore per 1.100 euro al mese è una situazione dove, oltretutto comunque con responsabilità di sicurezza dei bagnanti, si capisce che lì ci sono degli stipendi medi molto bassi da sfruttamento, e adesso il fatto che non arrivino queste persone a fare questo, forse perché hanno un task a reddito di cittadinanza e quindi vogliono formarsi, fare qualcosa di più, potrà portare a ripensare una logica di servizi dove, se gli operatori sono sfruttati all'eccesso, chiaramente poi non c'è un godimento di nessuno, perché hai persone che non sono minimamente stimolati per fare il lavoro che stanno facendo. Questo denota, poi porta a una riduzione della qualità del servizio e non porta beneficio a nessuno, crea un servizio low cost ma in maniera assolutamente fittizia e pericolosa per gli operatori e per gli utenti del servizio. Perfetto. Senti Alberto, un'ultima domanda: siamo tutti d'accordo per quanto riguarda la tutela degli animali, poi specialmente nel periodo estivo numerosi animali vengono abbandonati, sia il Movimento 5 Stelle che Lega sono a favore della tutela degli animali. Voi del Movimento 5 Stelle avete presentato delle proposte per questo? Assolutamente sì. Ce ne sono diverse sia alla Camera che al Senato. Bisogna equiparare le torture verso gli animali, a delineare alcune anche fattispecie penali. Deve essere tutelato il benessere animale anche nel campo per quanto riguarda l'allevamento nel settore zootecnico, e vogliamo assolutamente preservare la biodiversità. Sono nate già tutta una serie di nuove, oltre 100 nuove aree di tutela e di protezione speciale per animali da quando c'è il ministro Costa Ministero, che sono le zone che tutelano appunto la biodiversità, però questo indirettamente porta anche a una maggior tutela di queste specie che servono poi a tutti, di impollinazione, quindi appunto la possibilità di avere una diversità e anche soprattutto per mantenere le specie, perché abbiamo anche in Italia un calo delle specie viventi. Tutelando l'ambiente si tutela proprio l'esistenza stessa degli animali, però appunto anche mettendoci di mezzo anche il codice penale nei reati ambientali, si riesce anche a tutelare il benessere di quelli che in molti casi sono anche nostri amici. Perfetto. Allora Alberto, io ti auguro buona giornata, buon lavoro e ci risentiamo prossimamente in radio. Benissimo. Grazie a te e agli ascoltatori, buona giornata. Buona giornata ad Alberto Gialezzi, deputato del Movimento 5 Stelle. Adesso andiamo in pausa pubblicitaria, poi ci risentiamo tra pochissimo, vediamo quali sono le ultime notizie e poi sentiremo oggi l'intervento dove ha partecipato Antonio Maria Rinaldi, economista, Dario Galli della Lega ed Edoardo Ziello della Lega, dove si è parlato di Minibot. Ci risentiamo tra pochissimo. Exclusive Dance Chart. Exclusive Dance Chart. Ciao belli, sono Max Martinelli. Con la DJ Isabi vi aspetto su RPL per farvi fare tanti saltelli con la Exclusive Dance Chart, la classifica dance nazionale. Dalle 23 il sabato, se avete voglia di dance, vi aspetto su RPL con la Exclusive Dance Chart. Tanti saltelli con la B e il Martinelli su RPL. Exclusive Dance Chart. Porta con te ovunque RPL. Scarica l'applicazione su smartphone o tablet dal tuo store o dal sito radiopadania.org. Cosa aspetti? E lucevano le stelle
Sì, lo so che per realizzare tutti i progetti della Lega per l'Italia non bastano certo 2 parole, ma il 2 per 1000. Gli italiani sanno tutto e sanno pure che il codice per destinare alla Lega il 2 per 1000 è D43 e che lo si deve scrivere sulla dichiarazione dei redditi. Donar il mio solo pensiero, firma www.2per1000lega.it. Messaggio per tutti gli imprenditori, gli artigiani, i commercianti, i liberi professionisti. Hai un'attività? Dei prodotti da promuovere? Prova la pubblicità sulla nostra radio. Radio Padania ha preparato per te una grande promozione per aiutarti a sostenere la tua attività a tariffe davvero straordinarie. Informati, vedrai che si può fare. Mandaci una mail all'indirizzo spot@radiopadania.net. Con Radio Padania si può fare. Sono Giovanna, Mondoflex. Voglio presentarvi una nuova promozione Mondoflex. Un materasso in memory ergonomico a 2 strati, completamente sfoderabile, a soli 199 euro. Con Mondoflex dormite sonni tranquilli. Vi aspetto! A Treviolo e a Melzo, il sabato orario continuato. Mondoflex reti e materassi. A Treviolo, Melzo, Monza, Erba, Crema, Castelmella, Brescia e Desenzano del Garda. Mondoflex, fornitore ufficiale Atalanta Bergamasca Calcio. Per la tua pubblicità su Radio Padania Libera, scrivi a spot@radiopadania.net. Cosa aspetti? Sostieni la nostra radio. Abbonati andando sul sito radiopadania.org. Clicca abbonati e segui le istruzioni. Facile, no? Rieccoci carissimi amici, guardiamo le ultime notizie. La spesa delle famiglie è ferma a 2.571 euro nel 2018. Questo è l'aggiornamento dell'ANSA. Un'altra notizia riguarda tweet razzisti, polemica su di un prof a Pavia. Preside del liceo segnala il caso, lui dice: scrivo da libero cittadino. Il preside del liceo scientifico Copernico di Pavia ha segnalato all'ufficio scolastico provinciale il caso di un presidente di commissione alla maturità designato per 2 classi dell'istituto. Si tratta di Carlo Gallarati. A destare polemica sono state alcune sue esternazioni su Twitter, dal tono omofobo e razzista. Tra le frasi che ha postato c'è anche questa: anch'io ho incontrato una risorsa negro sulla tangenziale ovest di Milano che andava in bicicletta sulla corsia di emergenza contromano. Spero che l'abbia travolto. Il preside Mauro Casella ha avvisato l'ufficio scolastico, l'amministrazione è informata della questione e sta valutando i provvedimenti, ha commentato Letizia Affatato, dirigente scolastica provinciale. Sono stato insegnante 35 anni, ha detto Gallarati, anche in una scuola serale con tanti stranieri, non ho mai avuto problemi con loro. Su Twitter scrivo come libero cittadino e commento notizie postate da altri. Chi mi conosce sa che sono un bravo insegnante. C'è anche la notizia che riguarda Di Maio, che dice: non credo che l'Europa andrà fino in fondo, non so prevedere il futuro, ma non credo che andranno fino in fondo, ha detto il vice premier in merito alle decisioni sulla procedura di infrazione per l'Italia. L'obiettivo non è andare allo scontro, ma posizioni ferme. Allora, adesso, come vi annunciavo prima della pubblicità, sentiamo l'intervento di oggi del vice ministro Dario Galli della Lega, del professor Antonio Rinaldi e del deputato della Lega Edoardo Ziello, che questa mattina in una trasmissione televisiva hanno parlato di minibot. Noi ci risentiamo domani mattina puntuali alle 10:35. Noi siamo oggi nella legge di bilancio al 2,1. Come possiamo crescere con una spesa per investimenti che è del 2,1%? Chiediamolo a Galli. No, ma io voglio rassicurare l'onorevole Pomicino. Io non ho criticato, nel senso che non mi sono espresso sulla politica economica di quegli anni. Chi l'ha fatta avrà avuto le sue ragioni per farla. Ho solo fatto una questione di numeri e per me la questione è finita lì. Era solo per dire che i numeri che ho detto erano numeri che corrispondevano alla realtà storica. Detta questa cosa, allora
la dottoressa Palmerini giustamente ha detto che poi alla fine il concetto è quello, però che qualcuno, se ha qualche idea brillante, ci dica cosa va fatto o si può fare di diverso, perché alla fine che i problemi siano quelli credo che ormai siano evidenti a tutti. Da qualunque punto parte si inizia. La dottoressa Palmerini sa benissimo che c'è una regola ormai interna al MEF, soprattutto generale, però lì verificata in maniera, devo dire, proprio quasi feroce, tra virgolette, per cui ad ogni provvedimento che richiede o €1 di spesa o prevede €1 in meno di entrata ci vuole una copertura immediata da un'altra parte. Evidentemente in una situazione così tesa da un punto di vista finanziario diventa difficile fare una cosa del genere. Dopodiché, voglio dire, io che ho fatto l'amministratore della Lega per tanti anni nelle regioni del nord, la butto lì e poi la tiro via subito. Applichiamo i costi standard e risparmiamo subito 50 miliardi all'anno dalla pubblica amministrazione. Questa roba la si può fare dalla sera alla mattina? Da leghista dico subito no, perché è evidente che non è possibile tecnicamente. Bisogna arrivarci sicuramente. L'inizio dell'autonomia differenziata e l'avvio del percorso verso i costi standard va in questa direzione, ma noi il problema dobbiamo risolverlo oggi e oggi non vedo tante alternative al fatto di fare un giusto mix tra quello che si può ridurre ragionevolmente senza avere effetti particolarmente negativi e quello che invece deve diventare una sorta, e qui sono d'accordo con tutti voi, di investimento, cioè si fa un qualche cosa oggi che ha un costo immediato da finanziare in qualche modo col deficit, può essere col deficit, se ci aspettiamo che già da subito nei prossimi 6 mesi, il prossimo anno, l'incremento della ricchezza, del PIL prodotto, della produzione industriale, insomma dell'economia reale, abbia un beneficio superiore al costo di oggi. Noi un'alternativa a questo oggettivamente facciamo fatica a vederla. L'Europa questa cosa la capisce? Io credo di sì, se la si spiega bene. Bisogna parlare bene con tutti i partner europei. Dirò una cosa che vi sorprenderà. Sì, sono d'accordo, bisogna parlarci. Ognuno con i suoi modi, nel senso non col cappello in mano. E questa è la differenza fra noi e chi magari ha fatto gli ultimi anni. Dopodiché, vabbè, ognuno ha i suoi metodi, poi alla fine che conta sono i risultati finali. Per cui, alla fine, in questo momento, credo che ci siano 2 situazioni, come dire, da usare perché probabilmente favorevoli. La prima, comunque, il cambio del Parlamento e della Commissione, dove non ho problemi a dire non è stato stravolto, però c'è l'inserimento importante di forze, come dire, politiche che ideologicamente sono diverse da prima e una commissione nuova che deve essere formata. E quindi questo politicamente. Da un punto di vista sostanziale abbiamo non solo l'Italia, anche se è sempre quella presa di mira, l'unica ad avere i problemi, ma abbiamo altri grandi paesi, Francia e Germania, che ognuna a suo modo hanno altrettanti problemi. Quindi questo è forse il momento buono per tutti per trovare un giusto compromesso e rivedere un attimo in maniera più, mi permetto di dire, intelligente, cioè proattiva, allineata a quello che fanno gli altri paesi, la gestione dei bilanci pubblici europei. Grazie Galli, intanto la saluto, altrimenti le faccio perdere il treno. Voglio dirvi che Di Maio ha annunciato che firmerà oggi la direttiva per la revoca agli incentivi alla Whirlpool. Whirlpool non ha tenuto fede ai patti, si è rimangiata la parola, dice di voler chiudere l'evento di Napoli e quindi oggi firmerò una direttiva ministeriale che revoca tutti gli incentivi, ne hanno avuti tanti, circa 50 milioni di euro dal 2014 ad oggi, perché in Italia ci dobbiamo fare rispettare. Europeo che è la proposta di... Sì, però volevo dire semplicemente una cosa. Il governo italiano, mi faccia finire, poi è che al di là che prima ricoprivamo 3. Spiegamelo se tu. Se parliamo del ministro. Uno dei primi in Italia che sul suo sito parlava di exit, di uscita dall'euro con toni molto duri. Picchi è tutt'altra figura. Guglielmo Picchi è stato eletto per 3 mandati in Europa, quindi conosce anche molto bene. Lui era un eletto all'estero. Forza Italia, giusto, Toti? Sì, viene da Forza Italia. Viene dalla Toscana di Firenze e cioè quindi ha un profilo totalmente diverso, non è comparabile, però certo Bagnai è l'ultima proposta sul piatto, però come diceva prima anche Antonio, di solito chi entra, no, non mi ricordo se dicevi tu, chi entra Papa esce Cardinale, anche Bagnai è così, insomma questo totonome è ancora sottone, però il tempo stringe, ha ragione il collega. Quando si dice va bene quello, va bene quell'altro come commissario europeo, bisogna innanzitutto vedere
quale tipo di commissione viene proposta all'Italia? A quali puntate? Perché sulla base della commissione si può proporre una persona con le caratteristiche. Ma voi a Attenzione. quali puntate? Ma noi puntiamo, come ha detto Salvini con una battuta, non certo al commissario della filosofia, cioè cerchiamo di puntare... Quali sono? Sono 3, no, Caselli? Quali sono? Diciamo che ad esempio c'è quello... Magari non quello agli esteri come abbiamo fatto nella scorsa legislatura. Bravissimo, è ovvio. È ovvio. Non mi ricordavo Al mercato interno, invece agli affari concorrenza e Moscovi, la casella di Moscovi. affari monetari. Però quello che volevo dire, e aggiungo, che questa tornata gli italiani per una questione tecnica non saranno presenti come prima dal Presidente del Parlamento Tajani, dal Presidente della BCE, cioè noi non abbiamo la possibilità per ovvi motivi di riproporre degli italiani a certe poltrone perché già sono state prese da prima indipendentemente dal governo. Ma quando lei entrerà al Parlamento europeo, che sarà il Parlamento europeo ha solo la funzione di votare. Ma chi, anche ad esempio per cambiare le regole europee, con chi discute? Lei per primo entra lì, dice adesso voglio mettere insieme, voglio capire come cambiare le regole europee. Con chi parla? Allora, premesso Chi che vi dà retta? Chi vi ascolta? sono in partenza perché domani è convocata la prima riunione del gruppo della... Grazie, viva il lupo. Che è convocata la prima riunione del gruppo della Lega, quindi domani iniziamo a prendere diciamo così cognizione e possesso. Fra l'altro è da decidere anche nelle varie commissioni, che non sono i commissari, attenzione, sono le commissioni presenti al Parlamento come avviene in tutti i paesi, compresa l'Italia, dove la Lega proporrà delle persone nelle commissioni. E questo è importante, vediamo, siamo 29, quindi insomma di materiale ne abbiamo molto. Andiamo a vedere i primi approcci. Non c'è ancora la collocazione politica europea del Movimento 5 Stelle che stanno ancora contattando. Dovrebbero anche nelle allearsi con Farage, pare. Esatto, è anche importante le delegazioni perché il Parlamento europeo ha delegazioni con tutti, cioè ha rapporti ovviamente con tutti i paesi del mondo, ci sono delle delegazioni del Parlamento nei confronti di ciascuno Stato e bisogna definire. Non ho capito con chi parleranno i sovranisti, Federico. Parleranno tra di loro. Parleranno tra di loro perché hanno condotto peraltro una campagna elettorale così dura che dopo però difficile... faccio una domanda. Ma non c'è nulla di offensivo, il corollario di quello che è stato detto. Voi, diciamo. Allora, la democrazia funziona ancora e per fortuna che esistono delle elezioni per il quale il popolo, questa parolaccia, il popolo, si esprime, va bene, con una delega nei confronti dei propri rappresentanti. Su cui siamo tutti d'accordo. In Italia c'è stata una votazione e gli italiani hanno detto certe cose. Se il sistema dell'Unione Europea, della governance europea, prevede di non dare istanza, va bene, a ciò che un paese come l'Italia ha dato per mezzo dei propri cittadini, c'è qualche cosa che non funziona. C'è però un tema, Rinaldi, che il popolo europeo perché il popolo europeo però questo volevo dire. Democrazia per democrazia, però il popolo europeo non si è espresso come il popolo italiano, per cui quando si va poi a parlare è cambiato, dal 20 al 25 sono andati, dal 20 al 25 eccola qui la torta. Sì, mi sembra che anche ma non è una domanda cattiva, è una domanda per capire, capito Rinaldi? Perché uno dice vogliamo cambiare le regole, con chi le cambiate? Allora, attenzione, per quanto riguarda il Parlamento europeo, purtroppo il Parlamento europeo che si assimila adesso non c'è nulla di male. Vabbè, non è iniziata però, non è detto che la persa non è ancora iniziata, ma magari l'Alde con l'Alde cambiano le regole. Hanno fatto manovre a debito dicendo che sarebbe cambiato il governo europeo, che le regole sarebbero cambiate e il debito sarebbe stato sparito. Semplicemente questo non è veloce perché devo andare avanti con un altro premesso che si chiama Parlamento, ma in effetti non è assimilabile agli altri parlamenti nazionali. In primis non ha il potere legislativo, che però è la vota prima un funzione, presidente della commissione. Sì, però a quel punto è già un accordo fra stati, cioè sono i governi nazionali che decidono la composizione della commissione. E quindi era inutile, cioè non serve a nulla, allora era tutto inutile. È un atto, vorrei dire, cosmetico il fatto che poi venga approvato da parte del Parlamento europeo, ma di fatto i giochi già sono fatti, va bene, si è verificato solo una volta nella storia, nel 97, dove addirittura il Parlamento europeo ha dato la sfiducia nei confronti della Commissione, vi ricordate? Esatto, per delle irregolarità. Ora, quello che voglio dire è semplicemente questo, saranno i governi a proporre e ripeto, siccome l'Italia ha un certo peso nell'Unione Europea, mi sembra,
contributore netto, terzo contributore netto, seconda impresa manifatturiera. Attenzione, però non ho capito, voglio dire che la nomina del commissario europeo sarà la sommatoria di un'azione politica. Devo andare. E Di Maio sembra perfettamente allineato, sempre in questa lunga intervista stamattina alla radio dice che si chiamino Mini Botto, Mini Luigi o Mini Pierluigi non cambia niente, l'importante è ripagare i crediti delle aziende. Allora vado dall'onorevole Ziello perché voglio capire un po', vorremmo capire insomma come sta la questione, perché oggi c'è nei tanti articoli di giornale c'è un retroscena che racconta sul Sole 24 Ore Lina Palmerini. Che cosa scrive? Dice che a scatenare tutta questa bufera sui mini bot sarebbe stato un emendamento al decreto crescita, poi bloccato questo emendamento, che avrebbe trasformato un'intenzione scritta su una mozione alcuni giorni fa in una norma vera e propria. Quindi era più che una proposta, c'era un'intenzione vera di varare i mini bot. Poi Lina Palmerini aggiunge una cosa, dice tutto questo serve però a Salvini ma anche a Di Maio. Votata all'unanimità, se non sbaglio, no? Votata all'unanimità. Sì, poi qualcuno si è sfilato da quella famosa stato, i parlamentari mozione. democratici l'hanno votato. Sì, anche il Partito Democratico insomma, inizialmente aveva aderito. Abbiamo detto che è stato un errore d'aula, ci siamo scusati e abbiamo chiesto per questa settimana un voto su un ordine del giorno che speriamo chiarisca anche la posizione della maggioranza, perché anche dal vostro servizio è chiaro che il governo pensa una cosa, la maggioranza in Parlamento pensa un'altra cosa. Noi vogliamo chiarire la nostra posizione che è contraria ai mini bot, che è contraria ai mini bot. No. Lo vedrete. Però avete votato a favore della nostra mozione, complimenti. Abbiamo fatto un errore e lo abbiamo ammesso e questa settimana cerchiamo un chiarimento in Parlamento e speriamo di capire neanche le mozioni che vengono presentate alla Camera dei Deputati. Complimenti. Comunque vengo alla sua domanda che mi ha posto. Allora, concludo, mi scusi, perché tanto per avere il pensiero completo, se no sembra un po' schizofrenici. Lina Palmerini dice però tutta questa campagna sui mini bot, tenendo conto delle posizioni contrarie di Conte, di Draghi, eccetera, eccetera, servono a Salvini soprattutto proprio per far vedere, vedete, noi li vorremmo per risolvere i problemi delle imprese nei confronti della pubblica amministrazione e c'è chi si rema contro, mettiamola così. Ma questo è vero, ogni qualvolta la Lega propone un qualcosa di alternativo, di diverso, per cercare di dare delle risposte concrete a dei bisogni reali, c'è sempre un'emergenza che si crea. Lo abbiamo visto l'anno scorso quando abbiamo proposto la quota 100, l'Unione Europea ha detto che con la quota 100 noi stavamo sfasciando i conti pubblici. Stessa cosa sulle politiche migratorie, non si potevano chiudere i porti perché altrimenti l'Unione Europea e l'ONU si sarebbero arrabbiati come enti internazionali. Ogni qualvolta proponiamo qualcosa di diverso c'è sempre la solita polemica. Comunque vengo ai mini bot. Qual è il punto principale? Il punto principale è che lo Stato deve trovare un modo per pagare tutte quelle imprese, tutti quei liberi professionisti che vantano dei crediti nei confronti della pubblica amministrazione. Noi abbiamo previsto nel contratto di governo, che avete fatto vedere anche nel servizio che è andato in onda poc'anzi, uno strumento. Non esiste soltanto quello dei mini bot, ma quello dei mini bot potrebbe essere sperimentale e rappresentare anche un prototipo da rilanciare a livello europeo. Che cosa prevediamo? Prevediamo semplicemente di pagare i debiti che ha la pubblica amministrazione nei confronti delle imprese, dei liberi professionisti, che per colpa di questi debiti delle volte anche sono in una condizione di difficoltà economica abbastanza intensa. Non so se i parlamentari del Partito Democratico se ne rendono conto di quale situazione ci hanno lasciato all'interno della pubblica amministrazione che non è riuscita a ottemperare ai propri debiti nei confronti di tante partite IVA. Noi abbiamo detto con i mini bot diamo una risposta pagando questi debiti con dei crediti da parte dello Stato di piccolo taglio da 50 a 100 euro. Quindi non penso che ci sia una volontà di voler fuoriuscire dall'Unione Europea o dall'euro se noi emettiamo i bot, tutt'altro. Anzi, rimaniamo all'interno Lei dice che le critiche sono di state moneta eccessive nei confronti unica e tra l'altro prevediamo uno strumento di pagamento dei debiti responsabile, perché non ci vedo niente di male ad emettere delle modalità per il pagamento dei debiti di piccolo taglio. Chiaramente, ma perché? Perché ce l'ha con la Lega? Ma non lo so questo, però al di là di Mario Draghi, qui abbiamo il Partito Democratico. Che non è come un personaggio di secondo piano, voglio dire, no? Certamente il governatore della Banca Centrale ha tutto il diritto di esprimere la propria idea sulle proposte
in materia fiscale ed economica dei singoli paesi membri. Ma non però è solo può Mario avere Draghi, è anche il un'opinione vostro diversa ministro rispetto alla nostra. dell'economia. Ma anche voi avete avuto la nostra stessa opinione e poi l'avete noi abbiamo ritrattata fatto un votando errore. una mozione alla Camera dei Deputati. Noi abbiamo fatto Se voi non un sapete errore. neanche leggere le mozioni che vengono presentate alla Camera, si crea un problema sulla vostra classe dirigente che mandate in Parlamento, perché se non leggete neanche gli impegni che sono posti al governo, tra i quali c'era quello proprio di pagare i debiti della pubblica amministrazione con i mini bot, è un vostro grave problema, e questo certifica la vostra totale incapacità di stare all'interno delle Adesso istituzioni della sentiamo la Repubblica. replica di Lia Quartapelle, dando solo 2 notizie che riguardano e come le tante crisi aziendali che sembrano tutte scoppiate in queste ultime settimane. Intanto oggi Di Maio ha fatto sapere, per riguardo alla vicenda Whirlpool, che oggi firmerà la direttiva per la revoca degli incentivi alla multinazionale statunitense, circa 50 milioni di euro ricevuti dal 2014 ad oggi. Come sapete, nel mirino c'è lo stabilimento della Whirlpool di Napoli con oltre 400 persone. Di Maio ha parlato anche di un'altra questione eterna di questo paese, l'Alitalia. Dice: questa è una settimana cruciale per la vicenda dell'Italia, siamo addirittura d'arrivo, dovremo fare delle scelte. Così abbiamo dato 2 notizie. Allora, che cos'è che non mi piace dei mini bot? Ma a me viene da chiedere al collega dei 5 Stelle se lui... No, della Lega. Della Lega. No, scusi, stia attenta, mi verrebbe da chiedere al collega della Lega se lui accetterebbe di essere pagato in mini bot, considerato che è una moneta illegale o è emissione di altro debito. Se viene prevista da parte dello Stato, assolutamente sì. Benissimo. Perché è un modo per sbloccare dei debiti che ha la pubblica amministrazione verso di me, e per colpa di questi debiti io non riesco ad arrivare alla fine del mese. Se voi trovate uno strumento alternativo al mini bot, proponetelo, però diamo una risposta a chi non riesce ad arrivare alla fine del mese per colpa dei debiti della pubblica amministrazione. Non so se il PD l'ha proposto, ma lo sa che i maggiori critici di questa misura dicono: lo strumento alternativo c'è, tirate fuori i soldi. Adesso lo dico un po' volgarmente, ma più o meno è la stessa questo, linea dell'ex ministro sonanti, gli euro sonanti per le imprese. No, anche perché c'era la stessa idea più o meno nel governo Monti. Anche perché risulterebbe dai giornali di questi giorni che in realtà non c'è un problema immediato di debiti della pubblica amministrazione. Oggi, da quello che risulta dal sito della Ragioneria, le imprese sono pagate a 36 giorni, quindi solitamente... Però c'è uno storico, c'è un pregresso, ma al di là del dato c'è un dato oggettivo. La pubblica amministrazione, per colpa vostra, perché voi ci avete lasciato la pubblica amministrazione in uno stato comatoso, molto spesso non riesce a pagare gli imprenditori neanche un anno. Testimonianza diretta, perché io faccio anche l'amministratore pubblico, so di che cosa sto parlando. Non avete mai messo, quando avete governato, uno strumento concreto in grado di dare delle risposte dirette a chi ha dei crediti da vantare nella pubblica amministrazione, e adesso ci venite a fare la morale a noi che proponiamo uno strumento però per dare una risposta diretta. Dateci una mano per aiutare chi sta male dal punto di vista economico. Rieccoci carissimi amici, vi avevamo detto ci risentiamo domani, ma invece siamo qui perché c'è un ospite d'eccezione, il sottosegretario di RPL. Buongiorno. È vero, mi piace. Sammy Varin, mi piace, buongiorno, sottosegretario, che forse è un po' troppo, però io mi potrei benissimo accontentare di un deputato, un assessorato, viceministro. Viceministro. Me la tiro troppo. Come va? Come sta andando? Come va a te? Oggi chi hai ospite? Oggi diciamo che... Perché ieri abbiamo visto c'era Maria Teresa Ruta, quindi oggi ci sarà qualche altro VIP o no? Abbiamo fatto una grande festa ieri e mi scuso poco voi ascoltatori, perché alla fine abbiamo festeggiato qua, ma abbiamo dato poco spazio a voi ascoltatori, che invece siete la cosa più importante che esista. Oggi ci sfoghiamo. Dalle 13 alle 14 c'è musica indipendente e avremo in studio un gruppo che fa musica particolarissima. Non vi dico niente, roba che non avete mai sentito a mio parere. Quindi dalle 13 alle 14 musica buona su RPL. Dalle 14 alle 15 mi sfogo con voi ascoltatori. Quindi voglio
voglio sentire le vostre voci, siete voi i miei ospiti. Aprirò le linee allo 0266203529, al WhatsApp 346 642 7756 e voglio tastarvi il polso. Che sta succedendo? Felici, ancora ubriachi per il risultato elettorale, ma adesso l'obiettivo qual è? Qual è l'obiettivo? È quello di abbassare le tasse. E come si fa a abbassare come le si tasse? fa? Così come si è fatto con l'immigrazione, lo ha detto il ministro Salvini. Quindi portafogli chiusi. Sì, questa è la fase 2 del programma di governo. Quindi no? facciamo i seri, come abbiamo i porti chiusi, anche i nostri portafogli devono restare chiusi. Basta tasse, soprattutto tasse inutili, soprattutto quelle che l'Europa ci chiede, ci obbliga a pagare. Per l'Europa c'è ancora Monti che sta comandando qui e bisogna dargli una svegliata. Quaters Giafun, come si dice a Milano. Sai cosa vuol dire Quaters Giafun? No. 4 schiaffoni. 4 schiaffoni. Come si dice nella tua lingua 4 schiaffoni? Non si dice 4, si dice si dice du schiaff. Du schiaff sì, oppure anche 4 schiaffi. 4 schiaff che rende meglio. Non proprio napoletano, come sei un po' napoletano. Non lo so come si dice nel vostro dialetto, però ragazzi diamo 4 schiaffi, ma piano a questa Europa, schiaffi politici, dicendo basta. Basta. E poi il governo, così come ha detto il ministro, punta ad evitare, oltre ad abbassare le tasse, ad evitare la famosa procedura di infrazione, dice Salvini, tenendo ben saldo l'obiettivo appunto sempre di ridurre le tasse. Dice poi Salvini, se qualcuno ci chiede di ritornare alla legge Fornero, di alzare l'IVA, arriverebbe un convinto no. Ma è persino gentile, io gli farei una pernacchiona, altro che un convinto no. Comunque Sammy, quando mi inviterai a una delle tue trasmissioni pomeridiane? Ieri quando avremo qualche ospite importante? Allora, l'Antonio c'ha in frigo la Cuccarini, diciamocelo che è da mesi che te la stai lavorando e prima o poi l'avrai. Ieri mi è un po' dispiaciuto perché con la Ruta secondo me tu avresti fatto comunella, quindi... Vabbè dai, se la inviti una prossima volta... Ma ci viene, soprattutto la figlia dovrà tornare perché sta facendo teatro e quindi avremo modo di intervistarla. Purtroppo siamo anche lontani come orario, non sempre è facile trovarci a metà, ma possiamo farle queste cose. Va bene. Allora Sammy, grazie mille per essere stato ospite qui con noi, grazie a tutti per averci seguito, a domani alle 10:35.